Dal libri Inge e Bach, scritto di Luca De Clara e pubblicato da KV, una storia di Inge e Bach. Sono due ursuz che vivono a Tarvis in un gabbiotto dal cortile de chiese de signore Bosoni. Queste storie si chiama Il brud di Copasse. Cisal dicenu sgnot mame, aveva domandato Bach, entrando in cucina e curiosante spignatis. Da qualche tempo doi orsi erano mitus al chiave di fai cogos e approfittavano di ogni occasione per imparare a copiare alc. Così spiavano ogni dì la signora Bosoni per via di cemut che prontava il mangiare. Tal gabbiot di len dal cortile, Inge e Bach avevano fazzone cucinute e lì approvavano le ricetis. Quando venivano ben, davano a messa a cerciare. La poi preseada e lor taule e era la copasse linore. Col tavaiuccio spicchiato sul devante mandava io i boccons plan plan e ogni volta aveva qualche commento intelligente e utile di fa. Chi al mangi il sal, chi o zontaresso un pitch di pevar. Te salate, al va manco vueli, col timpero, e era diventata sempre più esigente. Qui sa, forse la sua nuova funzione di cerciador ufficiale gli aveva montato il chiaf. Dut cas, aveva chiappato la brutta ande derivata al gabbiotto. Sentassi comode e spietà che i due ursuz e preparassero di mangiare di queste parie. E non aveva paura di criticare. Se qualche roba non gli piaceva, era subito pronta a protestare. Un zucca alle biel quanto al dure poco aveva impensato allora Inge e Bach, stufs di che prepotenze. Tu has di sapere che gli orsuz si aveva infatti prestato un gran libri plen di ricetis, accompagnati con fotografie e disegni. Lì si elzevano ogni dice fa di mangiare, une sere, quando Linore si era già sentata in taule e Bach gli era da ora pia al fuoco, Inge, facendo finta di lei i libri, a un cerpont, il det pelò sunt una des ultimi spaginis e era saltata su. Vaca, facin cheste? Oh, ben bieladore aveva marcato Linore. E c'è roba ise. Brudi copasse? Dunque, chioli une copasse no tan vecchie. Mettile a boli per une vincine di minuti, intanto. Inge, platade da ur dal libri, e faceva fatture a strattegnissi da ridi, ma Linore, tutto un colpo, era mangiato il flat. Aveva perduto il suo solito snight, e la musa si era sblanciata. Paranti un gruppo di salive, e strensinsi la panza con gli dos mans, e aveva detto, hai pure di non sta bene un sgnot. O crodi ve mangiat masse a mirinde, e con che aveva vierte la puarte, e a ruè de lavade, e era sparide paltroi dall'ort. Per un toc, nessun le ha più veduto tal curtil de signore Bosoni.